All'aeroporto di Catania si va verso la normalizzazione, parola di Renato Schifani. Dopo il sopralluogo alla nuova tensostruttura realizzata dall'Aeronautica Militare, dunque con la collaborazione del Ministero della Difesa e la verifica dei lavori per rendere nuovamente agibile il Terminal A, chiuso per l'incendio di oltre 2 settimane fa, il Presidente della Regione Renato Schifani in conferenza stampa esprime massima solidarietà alla SAC e usa toni rassicuranti. La piena operatività dell'aeroporto si avvicina, spiega, ma nessuna data si può ancora fornire, in quanto si attendono le autorizzazioni necessarie. Schifani parla di istituzioni compatte e minimizza sull'assenza del sindaco di Catania Enrico Trantino. Dopo le critiche arrivate da più parti sulla governance della SAC definita inadeguata, alla domanda se continua a nutrire fiducia nei vertici della società che gestisce l'aeroporto, Schifani risponde così. Per quanto mi riguarda sì. Spetterà agli organi di vigilanza e di indagine valutare cause, disfunzioni o altro. Il governatore non commenta le affermazioni del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, che parla di fondi non spesi e di opere strategiche all'aeroporto di Catania attese da 11 anni. Guardi, io rispondo al ministro Salvini di queste cose, al ministro competente per materia. Piena consapevolezza del danno d'immagine all'economia. Si vedrà, spiega Schifani, più in là come intervenire. Il nostro obiettivo prima è tornare alla normalità. Tornando alla normalità si vedrà quali misure nazionali e regionali potranno essere previste. Con l'entrata in funzione della nuova tensostruttura, adesso l'aeroporto Fontanarossa riesce a garantire 7 voli in partenza e altrettanti in arrivo ogni ora. Con il supporto dello scalo di Comiso l'operatività è salita all'80%, ma i disagi restano, così come le polemiche. Sembriamo dei profughi, però speriamo si risolva presto questo problema. Vivere ancora disagi di questo tipo credo che sta creando un danno all'economia, al turismo e all'immagine che sono danni inestimabili. Il Terminal A è stato bonificato. Anche la D di SAC, Nico Torrisi, rimanda tutto adesso alle autorizzazioni necessarie per la riapertura. La Commissione regionale antimafia aprirà un'indagine sull'incendio avvenuto alla discarica di Bellolampo per capire come e perché il fuoco è scaturito. L'incendio dei giorni scorsi, che ha causato anche lo sprigionamento di diossina in tutto il comprensorio, tiene ancora alto l'allarme inquinamento. Ecco perché la Commissione antimafia vuole vederci chiaro e questa mattina con il presidente Antonello Cracolici ha anche fatto un sopralluogo a Bellolampo. L'incendio alla Quarta Vasca potrebbe essere stato causato dall'autocombustione, come dice lo stesso Cracolici. Il fatto che il fuoco sia partito nell'ora di punta del caldo della città, alle ore 14 circa, dimostra che probabilmente il calore è stato il motivo dell'accensione attraverso combustibili come il vetro che possono costituire un fattore di accensione, perché difficilmente i fuochi si accendono da soli e questa è un'area tra l'altro non accessibile al piromane di professione. 2 giorni e mezzo di fuoco, momenti di grande impegno per la RAP. Operando in una zona molto a rischio delle alzamenti di temperature delle ruspe cingolate che si sono fermate, quindi abbiamo immediatamente attivato noleggi di altre ruspe che in un paio d'ore sono arrivate fortunatamente, ma chiaramente l'incendio a una grande velocità si è divampato. Però mi fa piacere precisare che in pochissimi giorni un incendio di dimensioni notevolissime, come potete vedere tutta la Quarta Vasca era presa dall'incendio, è stato domato. Sono stati soltanto 2 giorni e mezzo di fuoco pieno. Su Bellolampo l'obiettivo è quello di definire il prima possibile la 7ª vasca per evitare rallentamenti nel conferimento dei rifiuti. Entro l'anno il bando per 2 termovalorizzatori e poteri speciali per accelerare le procedure e il rilascio delle autorizzazioni. Il presidente Schifani accelera sugli impianti che dovrebbero sorgere ai margini delle città metropolitane di Palermo e Catania. La soluzione all'emergenza rifiuti è la nomina a commissario, già concordata con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin e in arrivo con un'apposita norma nazionale già tra qualche settimana. Il presidente Schifani dunque spinge per questo passaggio che farebbe uscire l'isola dal
cappio delle discariche sature, inquinanti e pericolose. L'emergenza diossina a Bellolampo è stata il punto di non ritorno. Le SRR dell'isola sono al lavoro per analizzare i flussi dei rifiuti e mettere a punto un piano aggiornato. Catania invia i rifiuti al TMB di Sicola Trasporti. Sicola Trasporti in questo momento invia i rifiuti fuori regione, quindi all'estero, paradossalmente in un impianto di termovalorizzazione fuori Italia. A costi altissimi, in questo momento siamo intorno alle 350 euro a tonnellata. A farne le spese i comuni che hanno ottenuto per questo ristori dalla regione, ma anche i cittadini che pagano le tariffe più alte d'Italia. Solo con i dati in mano potranno essere individuati i siti in cui fare sorgere i termovalorizzatori. Attendiamo l'esito di questo studio al fine di poter definire il sito, quindi l'individuazione del sito. La Sicilia, che passa da un'emergenza all'altra, rischia di perdere anche i fondi europei. Secondo le stime della CGIL Sicilia, l'isola rischia di dover rinunciare a quasi 1,5 miliardi di euro dalla rimodulazione del PNRR annunciata dal governo nazionale. 3 gli assi di intervento principali: efficienza energetica, cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi. Le immagini sono spettacolari. L'ultima campata del viadotto Ritiro sulla tangenziale di Messina viene giù con una serie di piccole esplosioni controllate. È l'ultimo pezzo del vecchio ponte ad andare giù e segna l'avvio del percorso che deve portare al traguardo entro febbraio per la sua ricostruzione completa, iniziata nel 2016. Il rumore dell'esplosione è stato udito in tutta la zona centro-nord della città quando erano le 6:30. Ad eseguire la demolizione è stata una società specializzata, la Nitrex, che già aveva buttato giù, ad esempio, il viadotto San Giuliano in provincia di Caltanissetta. I tecnici hanno apposto tante piccole microcariche posizionate nei punti strategici, quindi sono stati rimossi dei dai tratti sottostanti al punto di detonazione. L'autostrada nel tratto tra Messina Boccetta e Rometta è rimasta chiusa sino alle 6 ed è stata riaperta poco dopo le 8 con le pattuglie della polizia stradale, che hanno presidiato gli svincoli indirizzando le auto verso percorsi alternativi. Quello di oggi era un passaggio necessario prima della ricostruzione, che inizierà tra un paio di settimane. Il tempo per consentire ai lavoratori del cantiere della Toto di fruire delle ferie estive e poi a fine mese si dovrebbe ripartire con un obiettivo, quello di completare i lavori entro il febbraio 2024. 6 mesi nel corso dei quali i disagi saranno diversi, perché dalla scorsa settimana è stata chiusa l'uscita di giostra per chi proviene da Villafranca, proprio per consentire il collegamento con la carreggiata lato monte del viadotto Ritiro. Grazie per l'affetto e la stima che mi riconoscete e che è totalmente contraccambiata, e non lo dico così per ottenere un consenso, ma lo dico convinto. Una stima che Pupo porta con sé nel cuore, toscano di origine, ma la Sicilia è una regione che ama molto. Per lui cantare qui ha un significato particolare. Io ho iniziato la mia carriera proprio da professionista in Sicilia nel 76 al Carnevale di Acireale, la mia prima prestazione da professionista come Pupo, e per me è tornare alle origini ed è un'emozione fortissima. E io nei siciliani trovo un riscontro unico. Questo è l'effetto che Enzo Ghinazzi ha trovato ad Augusta, dove torna 33 anni dopo portando i saluti di Rosario Fiorello. Io quando ho detto a Rosario che venivo a cantare ad Augusta, mi ha detto: io la amo Augusta, ci vengo ogni tanto, e mi ha detto: salutami Augusta, con piacere, lo farò. Quindi vi porto i saluti di quello che è stato per tanti anni un vostro concittadino illustre. Una piazza pienissima, tutti a cantare e ballare i pezzi più belli, quelli che hanno fatto la storia della musica italiana, molte hit del passato che sono presenti anche nelle playlist di oggi. Sulla carta d'identità quasi 70 anni, ma con la sua vitalità ne dimostra molti di meno. I fan lo hanno sempre amato per cantare uno dei suoi pezzi più apprezzati, scritto da Cristiano Malgioglio. Pupo ha chiamato alcuni di loro. E in Sicilia la lunga estate di musica non è ancora finita.
Si avvicina il primo impegno ufficiale per il Palermo, che il 12 agosto sarà in scena a Cagliari per il primo turno di Coppa Italia, e pian piano, nella quiete di Pinzolo, si affinano gli schemi in vista del campionato. Rosanero è in campo domenica per un'altra amichevole, questa volta contro il Trento, dell'ex tecnico Tedino. Corini ed il suo staff, in particolare Lanna e Bovo, stanno lavorando molto sui movimenti difensivi. Si è rivisto in campo anche Buttaro, che sta smaltendo una brutta botta alla caviglia. E in queste ore in Trentino è atteso l'arrivo di Diego Valencia, che ha lasciato il ritiro della Salernitana per aggregarsi al gruppo rosanero. E non finisce qui, visto che la dirigenza palermitana ha messo nel mirino Rivas e Di Chiara, entrambi della Reggina. In uscita, l'ex romanista Soleri sarebbe finito nel mirino del Brescia, mentre in Serie C il Catania ha il nuovo portiere. È il 26enne Alessandro Livieri, lo scorso anno a Pisa, e arriva ai piedi dell'Etna con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il DS Laneri è in cerca anche di 2 difensori ed un altro attaccante. Ma il mercato di Serie C è complicato anche dalla questione ricorsi. Lo slittamento del campionato consente comunque al Catania, che continua a lavorare a Zafferana, e alla Messina di scandagliare il mercato con maggiore serenità. Riflette il Messina, come detto, completato il mosaico degli under, il club giallorosso si concentra sugli over. Dal ritiro in Sila, mister Modica lo ha ribadito più volte, si aspetta almeno 3 innesti di qualità nei settori nevralgici del campo. Uno potrebbe essere il play Mungo, di proprietà della Viterbese. Gli altri investimenti saranno concentrati su un fantasista ed un attaccante in grado di andare in doppia cifra. Intanto a San Giovanni in Fiore è arrivato e si è aggregato l'attaccante esterno Marco Zunno, classe 2001, l'ultima stagione in Serie C con le maglie di Novara e Piacenza.